Buonasera a tutti, visti voi, per non guardare oggi, di 2 del mese di maggio 2026. Bene, bene, siamo tornati in via Salvemini, numero 11, o Ittenova di oggi. Batto una nuova che è un po' triste, ma non belgalo già lo stelle con la dare, poi è stato già in parte di schigià, la voglio andare a Carno, che hanno bisogno tutto lo presupposto sporadare. Bene, andiamo da innantesi, dimos come si presenta Tasadie, che simula questa videata di voi, ecco qua. Un attimo, ecco, no, un attimo, ecco, queste Zaida come si presentatoie, ma che non vede minore che questi scampiani in palla del palanieda, ma del fatto poi tutto è perfetto, insomma, una bella visione di Saida completamente illuminata dal sole, disponiamo di videata normale in modo tale da dare il mezzo. Un'altra fotografia da qualche minuto forse scusa, come da sempre, la pala eolica che l'abbiamo vedendo in alto, allineata perfettamente, chissà dove, dal suo punto di vista, dai non beacco la fotografia. Bene, diciamo che non era la vallo di oggi, è una realtà quasi solo preno tutto da 10, poi si attaccare che non vede verso la stese, esal 2, ma scusate, esal 1, esal 2, poi Crasa, Mercolesi e Bacativotivaba verso Asotto, in parte insomma calcolato in parte che impacco Bacativotivaba di Abba verso Mesodia, insomma, quindi non deve presentare Pisanne verso Asotto e poi verso Mesodie, poi sud-est di Evona. E c'è stata la perdita questo borsellino che si scrive a Zapato, domenica Decche in Sanosata, che l'ha perduto, che era già perduta si scrive, che la mette su comitato 333 377 82 20 battono e lì è ritornato e si è conservato in Niema, è particolare sul portachiavi e poi viene già si scrive una mastinetta di San Madonna, mi pare che o del Carchisanto e quindi è facile a buscare su me. Chi la perde il telefono dai cuore. Bene, andiamo da innantesi, usualmente sempre non è posso battere di chi della lampada, la è organizzata dai a chi. Poi sempre battono un gallo poco tempo, il 31 di maggio, va essere il 31 e il 2 di Lampada, a torneo di calcio giovanile, Polisportiva Vitesse, sesta edizione, in memoria Giampiero Ruiu. Poi lo diciamo in particolare che hanno bisogno di racconto. Intanto Bosamento, qui su quindi che su sei, che per il convegno su con Giorgia Sproni, il numero e la biblioteca sacra. Per cominciare da 19 mi pare che sia una cosa sul genere, insomma, diciamo un po' venerdì 15, ore 11, Lexio Magistralis, quindi cominciata a Sassone Cammella, salute istituzionali, e poi sessione 1, Giorgio Asproni, eccetera, eccetera, poi Beste Esichiti, una sessione, già fatto Secchi e così via, insomma. E intanto andiamo a vedere che Batta di nuovo sanno assata, oggi non va previsto nulla di particolare, mentre mercoledì streichi, giornata della fraternità, pranzo comunitario,
ore 11:30, celebrazione eucaristica con la partecipazione dei sacerdoti e delle religiose bittesi. Bene, 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 bene. Ecco la monderetta sul giornale, giallo sulla morte di un 23enne, a Tempio, il giovane è deceduto in ospedale. La procura apre un'inchiesta, aveva dolori al petto, ma era stato rimandato a casa. Poi il ricovero. A Ballao e Goni liste di soli non residenti, cioè lista da fantasma praticamente, che non ha nessun senso. Regione manovra nel vertice intesa su carburante, giovani e sanità. A Sinner distrugge Proprini, Cobolli cede a Tirante. Topoi, Minnia e Pipegiu, Topolino sbarca a Taros, un numero di Topolino che si come in edicola, che è data in Sardegna, quindi Topolino si chiama Topoi, il Minnia si chiama Minnia e Pippo si chiama Pipegiu, bellissimo questa cosa. Lo comparamos tutto sul numero de questo numero de Michele. Ecco, poi vamos un articolo di fondo de Michele in un best, aspettate un attimo, la prima pagina del Sunione, non questo. Non best la prima pagina del Sunione, come mai? Eccola qua. Aerei, lunedì nero sui cieli sardi, sciopero nazionale e vertenza alla Sogaer. Il caso dei sindacalisti licenziati. Poi addio a una bimba, sciocca Sedilo, la crociera dell'antivirus, positivo anche un americano, quarantena obbligatoria per i 2 italiani. E insomma, no, che da cosa si esponendo male. Intanto batto un articolo su Siniscolesu, dell'intervento, paralleli con Angioi, di Randiano Bomboi, l'eroe della sarda rivoluzione, Giovanni Maria Angioi, ebbe diversi connotati comuni con alcuni celebri protagonisti del suo tempo, George Washington e Thomas Jefferson, uomini dell'establishment conservatore occupati a livellare le pretese fiscali delle rispettive monarchie al potere, per poi accompagnare le rivolte verso estreme conseguenze. Angioi era un magistrato insignito dal potere sabaudo, eppure George Washington rappresentava il potere dell'epoca, poiché fu deputato giudice e militare delle colonie americane ed entrambi stimavano l'industria del cotone, seppur distante sul tema della schiavitù, ma nessuno dei due impersonava il classico rivoluzionario giunto dal basso in rappresentanza di istanze sociali. Tuttavia lo studio dei differenti processi politici e economici ci porta a ritenere che pure Thomas Jefferson ebbe tratti comuni ad Angioi su un aspetto molto interessante che attiene alle affinità e alle divergenze della struttura economica dell'epoca tra Regno di Sardegna ed ex colonie, cioè praticamente perché dimostrare Bomboi, che dimostrare chi non è vero che la rivoluzione sia che partire dal basso, ma chi la rivoluzione sia guidata sempre da gente, insomma, chi non è stiamo in Sagana, Giux Maria Gioiti, primo magistrato in Castello in Sardegna, insomma, beata un'industria che lavora su cotone, che ha una bonette, e tutto che si può fare su cotone, maglia e così via, insomma, è pure un industriale, il plus che è magistrato, il magistrato più importante della Sardegna, tanto è che poi adesso Viceré è stato nominato alternos o andare a Sassari che non è sbagliato una rivolta. E invece della appacchiare la rivolta si è sposta a capo ed è quindi diventato rivoluzionario. La Sardegna è un articolo su Bomboi, da lei che batte Bomboi non è trattato molto bene in Facebook, scrive metta e poi veste insomma la sinistra, specialmente chi attacca e si dichiaratamente si dichiara liberista e quindi non di sinistra. Allora, andiamo da innanzi, l'articolo del Bomboi, sì, che Tinocchi sa pagina intermedia,
Angiui e i leader della sua epoca. Andiamo avanti e damo sulle altre cose, affari d'oro, alla mostra del bestiame, che mi danno le macumele, 300 capi esposti, 100 arieti venduti. La maggior azienda è di Monastiri, la nostra regione. La mostra regionale degli ovini si è chiusa con un buon bilancio di pubblico e scambi commerciali. A Maccomere sono arrivati 12 allevamenti di tutta l'isola, oltre 300 capi, i capi esposti di alto livello genetico, mentre sono stati 100 gli arieti venduti. Numeri a rimarcare l'importanza di una fiera che consente alle aziende di programmare la propria attività in un confronto continuo con il meglio del comparto in Sardegna. Quest'anno si è tornati a Suconotu con la contrattazione. I veri protagonisti sono stati gli allevatori arrivati da tutta l'isola per valorizzare un settore importante della nostra economia. Parola del sindaco di Macomer, Riccardo Ulla, che annuncia novità per il prossimo anno. Bene, bene, noi siamo contenti di questa cosa, insomma. Andiamo da innanzi, nos occupiamo del Torpè. Torpè, candidati esclusi dalla lista, ricorso al TAR, decisione ingiusta. L'accettazione non aveva il timbro del comune e la firma del responsabile. Praticamente l'accettazione non fu conforme, ma mi pare che non sia motivo di invalidità. Può assai su chi conta teste la volontà su candidato. Giallo dopo la presentazione delle candidature delle 4 liste che correvano alle comunali del centro maroniese. 2 candidati infatti per il momento sono stati depennati dalla prefettura dalla lista destinazione Torpè. Gianni Piloso, sindaco, si tratta di Patrizia. Con Gianni Piloso si tratta di Patrizia Coronas e Gianluca De Rio, appartenenti alla compagine civica guidata da Gianni Piloso, che hanno già provveduto ad inoltrare ricorso formale al TAR Sardegna per chiedere il reintegro del raggruppamento. Nella documentazione inviata dal comune agli organi preposti al successivo controllo della regolarità dei documenti sarebbe emerso che per quanto riguarda i 2 in elenco, l'accettazione della candidatura sarebbe stata inviata senza il timbro del comune e la firma del responsabile dell'ufficio. Si tratterebbe di una svista dovuta alla fretta di chiudere le liste e rispettare i tempi di scadenza e a quanto sostengono i 2 candidati per ora esclusi, nessuna responsabilità sarebbe da attribuire a loro una volta accertato l'errore materiale. Sì, è vero questo, però il documento lo deve ritirare dal comune e poi lo consegnare a chi è presentato nella lista. Non si può fare un lavoro intro sul comune, cioè il documento lo deve ritirare, verificare che sia a posto e poi lo consegnare a su chi deve deporre la lista, insomma. Quindi non è giusto, non è vero che non ha responsabilità. Case di comunità, ma non è il motivo invalidante. Case di comunità, la battaglia dei medici di base, sindacati contro la riforma Schillacci, sarà la fine delle cure di prossimità. Insomma, non che va problema, obbligare i medici a garantire un certo numero di ore all'interno di case e ospedali di comunità ridurrebbe ulteriormente la loro presenza negli ambulatori per piccoli comuni. Inoltre ci sarebbero una marea di pensionamenti, perché oltre a lavorare nei propri studi professionali dovrebbero andare a lavorare anche altrove, cosa impossibile, a meno che non siano dotati del dono della ubiquità. Così lo SNAMI, il sindacato dei medici di medicina generale, che seppur con una nota autonoma insieme ai colleghi del FIMG e SIM, chiede al Presidente della Regione e Assessore della Sanità Alessandra Todde una presa di posizione chiara in conferenza Stato-Regioni contro le proposte di riordino dell'assistenza primaria contenute nel decreto legge del Ministro della Salute. Vabbè, vediamolo. Associazione 118 nel caos. Problemi gravi, politica inerte. Denunciano la continua proroga di una convenzione che non riconosce i costi
reali sostenuti e continuamente cresciuti negli anni, la drammatica condizione vissuta nei pronto soccorso dagli operatori del 118, la sempre maggiore difficoltà a reperire operatori volontari a causa delle difficili condizioni del servizio, la continua perdita delle dotazioni di presidi, la mancanza di una regolamentazione innanzi tasse aeroportuali, tolde spegne le attese di Ryanair quería también que ahorcar la tassa aeroportuale per rientrare su Sprecher. Manca l'accordo tra le anime della maggioranza, tramonta l'ipotesi del taglio. Non adesso. È la posizione di Alessandro Torri sull'opportunità di prevedere l'azzeramento della tassa aeroportuale chiesta da Ryanair, magari già programmando i fondi nella variazione di bilancio che sta per entrare in Consiglio. In maggioranza esiste una discussione in proposito e per l'abolizione parziale per i mesi invernali, Orizzonte Comune, M5 Stelle e non sarebbe contrario. Lo è invece contrario il PD. Sullo sfondo, Fratelli d'Italia propone l'abolizione totale. Ieri era attesa una decisione al tavolo del campo largo sulla manovra da 750 milioni, non compresi il tesoro rischiano. Topolino torna in Sardegna e va alla scoperta di Tarros. Da domani in edicola una nuova avventura nell'isola di per Topoi, Minnia e Pipeggio. A firmarla gli sceneggiatori Enna e Usai, supportati dalla fondazione Monteprama. È una bella cosa questa, Topolino, visto il gigante del Monteprama, dopo il successo della storia Topolino e il mistero dei giganti, uscita nell'agosto 2024 in occasione del 50° anniversario del ritrovamento delle statue di Monteprama. I fumettisti Bruno Enna e Luca Usai, rispettivamente sceneggiatore e disegnatore, tornano a omaggiare la Sardegna con un'avventura che unisce fantasia e archeologia. Poi è la città del tempo, che sbarca domani in edicola sul numero 3677 del settimanale Topolino, pubblicato da Panini Comics. Se la storia di 2 anni fa era basata sui giganti, questa si concentra in particolare su Tarros e la sua evoluzione storica da villaggio dell'età del bronzo e di importante città punica poi romana. Poi da Martin Mister a Indiana Pips, indiani tra nuraghi e giganti. E chi escono qui? Scusate, ma qualcuno ti ha abbassato suonato il campanello e è restato incantato e insomma è disturbata la trasmissione, poi l'hanno a risbloccare, comunque l'app molto. Bene, da Martin Mistera a Indiana Pips, indagini tra nuraghi e giganti, cioè precedenti, la Sardegna spesso protagonista delle storie a fumetti e quindi non è la prima via che la Sardegna è implicata come scenario per questo tipo di storie.
Andiamo da innanzi, colamus a politica, no, Bamugalo di sport, Cagliari, prenditi il sicuro domenica col Toro, e beh, di a che fa che gai. Un punto per la matematica, salvo anche perdendo se tra Lecce e Cremonese ne pareggiasse una su due. Quindi sono tante possibilità, pro essere salvo, però insomma, mezzo si carichi punto, lui ghirate e mezzo il stato si carichi punto l'hai già girato. Una beffa è sempre possibile, purtroppo. Andiamo da innantesi. Manovra, il via libera dopo le elezioni. Il testo in aula non prima del passaggio in commissione bilancio e delle audizioni. Danno della regione, ieri vertice di maggioranza sulla variazione da 750 milioni. I partiti piccoli chiedono più voce in capitolo. Vamos como, vamos Galo, politica regionale, liste fantasma e candidati a distanza. Scoppia la polemica sulle comunali in Ballau, i casi di Ballau e Goni. Il promotore: lo facciamo per radicarci nei territori, ma ti pare? Ballau non è la prima volta e forse non sarà l'ultima. A Ballau e Goni sono ricomparse le liste fantasma, interamente composte da candidati non residenti. Era già successo a Cardedo, sempre a Goni nel 2025, a Serre nel 2015. Allora, dietro alcune candidature c'era il movimento Forza del Popolo, che aveva presentato le stesse liste e gli stessi nomi nei due paesi, riuscendo a non farsi ammettere dalle commissioni elettorali. Questa volta il motore è il partito Progetto Popolare di Luca Tordella, un candidato seriale con esperienze in diverse liste. La pratica del candidato a distanza, per quanto dubbia dal punto di vista etico, è prevista dalla legge che disciplina le incompatibilità alle cariche elettive nei comuni sotto i 1000 abitanti. In alcuni casi, come quelli che riguardano le forze dell'ordine e i militari, è addirittura invitante. La sola presentazione della lista permette ai candidati di godere di un periodo di congedo retribuito per l'intera durata della campagna elettorale. Questo è pure possibile in scuola, come solo forze armate, insomma. Il ritorno delle liste fantasma ha però provocato indignazione e malcontento a Ballao nel Gerrei, dove sono state presentate due liste civiche a distanza, insieme a progetto comune, i cui candidati sono tutti non residenti e non sardi. La prima è cappeggiata dal 55enne Gianluca Garau, nato a Roma, ed è composta da candidati siciliani, svizzeri, campani, pugliesi e laziali. La seconda ha come candidato sindaco il 47enne Rosario Milo, nato a Nocera Inferiore, ed è composta da candidati nati in Campania, Molise, Lazio e Lombardia. Allo stato attuale non è dato sapere dove risiedano e che professione svolgano. In questa fase, per motivi di privacy, abbiamo ritenuto opportuno limitarci a fornire il nome e il cognome dei candidati, spiega Luca Tordella, coordinatore nazionale di Progetto Popolare, movimento di destra nato a Colleferro nel Lazio. Forniremo i dati di tutti durante la campagna elettorale, che non escludiamo di fare solo sui social. Luca Tordella, dipendente di una ditta che lavora per conto del comune di Colonna, presentatore della lista Progetto Popolare, è già stato candidato in Sardegna a Serri nel giugno 2012. All'epoca era aspirante sindaco nella lista Movimento Sociale Italico. Aveva preso 3 voti. Cioè, questo sta a beffare Zazzente, veramente. Comunque. Vertice sulla manovra da 750 milioni, intesa su carburante, giovani e sanità. Clima disteso a Villa Devoto. Definiti priorità ed azioni da promuovere. Ma chissà chi si è gai.
Nel testo della variazione 22 articoli, fondi anche per trasporti e agricoltura, la sanità al primo posto, con l'impegno che supera 100 milioni di euro, di aggiungere insomma quasi batto il miliardo, 3 miliardi e 600, una cosa di su genere, possa sanitate. Bene, andiamo gara da innanzi e arriviamo a pagine che riguardano la politica internazionale, antavirus, odissea finita, sulla nave si è concluso lo sbarco a Tenerife. Non lo hanno fatto manco a cortiare a sta banchina. Cioè, lo hanno trasportato in gommone, cose, vabbè, insomma, dai, spietate, non si può fare, comportare dei gai. Negozi e turismo, addio a 5.000 autonomi. L'isola dal 2019 ha perso il 13% delle partite IVA in settori fondamentali. 5.000 autonomi, noi scusi, riferiti solo alla Sardegna, un boom dal lato oscuro che sta nascondendo migliaia di partite IVA ormai fuori dai giochi fuori dai giochi. In Sardegna infatti turismo e commercio, nonostante il successo degli ultimi anni e la fame di lavoratori da assumere in vista della stagione estiva, sta progressivamente perdendo la fetta forse più non autentica del comparto, quella fatta di liberi professionisti, piccoli imprenditori che finora hanno vissuto in autonomia. Insomma, la cosa non sta andando metta bene. Monopattini, l'anarchia è finita, obbligo di targa e assicurazione. Serra della polizia locale narra da sabato i veicoli non dovranno essere più anonimi, ma targato, caschetto e poi non potene colare il su marciapiede e manchi sa pista ciclabile. Il vademecum, frecce, stop e clacson, vietato andare su marciapiedi e ciclabili. Le regole, sempre il casco, mai in due e niente strade extraurbane o aree pedonali. Fino a poco tempo fa erano considerati quelli dei giocattoli tecnologici, un modo smart e un po' scanzonato per evitare il traffico. Oggi però la musica è cambiata. Il legislatore ha stretto le maglie e chi guida un monopattino elettrico deve sapere che le regole sono diventate rigide, quasi quanto quelle di un automobilista o di una moto. La prima sorpresa riguarda i percorsi consentiti. Molti utenti pensano di poter andare ovunque ci sia dell'asfalto, ma non è così. Solo in città i monopattini possono circolare esclusivamente nelle strade urbane dove il limite di velocità per le auto è di 50 km/h. Niente strade extraurbane, è vietato avventurarsi su strade fuori città o su arterie a scorrimento veloce. I marciapiedi, questo è l'errore più comune, il monopattino non può mai circolare sul marciapiedi. Se dovete attraversare una zona pedonale non autorizzata, dovete scendere e condurre il mezzo a mano. Piste ciclabili e aree pedonali, la circolazione è vietata anche qui, a meno che non ci sia una deroga specifica indicata dalla segnaletica comunale. Limite di velocità, sulla carreggiata non si possono superare i 20 km/h. Nelle aree pedonali, se ammessi, la velocità deve scendere drasticamente ad un massimo di 6 km/h, poco più di una camminata veloce. Per legge, ogni mezzo deve essere dotato di un selettore di velocità che permetta di impostare questi limiti imposti. Dotazioni per circolare sono necessari una serie di dispositivi tecnici che spesso vengono ignorati al momento dell'acquisto. Luci e visibilità, frecce, stop, segnalatore acustico, potenza e casco. Tutto regola, vabbè, in bici non abbiamo sul problema. Sono Michele, già sono pacco, sono scarredo elettrico.
Politica internazionale, Nuova Sardegna, Trump avverte l'Iran. Il cessate il fuoco è in terapia intensiva. Vabbè, va bisogna leggere l'articolo che rende già idea. Sbarco finito, ma due casi negli USA, siamo danne, adesso virus nuovo, siamo danne, a quanto pare te, batta due malaido in America e uno in Francia. Gli ultimi 28 passeggeri scendono dalla Ondius a Tenerife tra le polemiche. Schillaci, in Italia nessun pericolo, ma massima cautela, bassa contagiosità e reazione rapida. Farmindustria, il vaccino non servirà. Iran, cioè l'ira di Trump, la tregua è appesa ad un filo. E dimos questo de Putin, no a Schulzer, questo ex primo ministro tedesco. Lui è a Putin, scegliamo noi il negoziatore, non li saperas tu, non ti crede nessuno io. Bruxelles, il cambio di rotta dello zar non convince l'Unione Europea, è tutto io chiedo, di Vladimiredu che si crede Marianeddu, dice che il conflitto con l'Ucraina sta per terminare e che sarebbe pronto a negoziare con l'UE, suggerendo come mediatore l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schulz. Bruxelles prende le sue parole come un segnale di debolezza. Abbiamo analizzato il senso di questi messaggi di Putin perché c'è una certa diversità rispetto a quanto affermava in precedenza. Perché quel che possiamo capire Putin adesso è in una posizione debole che non ha mai vissuto prima, dice l'alta rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas. E poi l'Ucraina si trova in una posizione molto migliore rispetto ad un anno fa, ma non c'è tempo per autocompiacimento. Di certo non deve essere il presidente russo a scegliere il mediatore per la parte europea. Se dessimo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per il nostro conto, non sarebbe molto saggio. Credo che Gerhard Schulz sia stato un lobbista di alto livello per le aziende statali russe, quindi è chiaro che perché Putin voglia che sia lui ad occuparsi di questo caso, in modo che possa accedere ad entrambe le parti del tavolo. Sedere ad entrambe le parti del tavolo, cioè poter fare che a sala europea, a sala russa. Dello stesso parere il ministro degli esteri Antonio Tajani, il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, e sull'ipotesi che sia il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa è certamente un nome di prestigio, quindi chissà, il vice premier italiano ha una certezza. E va bene, va bene, va bene. Putineggio però, non si crede nessuno io. E sono appunto a sparare in attesi ed è preoccupato di nominare il Michele. Bene, che in questo terminiamo siete nove de oie, terminamos e non damos appuntamento, torna a casa a Samatessi. Ora, bene, intanto salutiamo chi ha salutato, allora vediamo chi è. Nina Carai, buona giornata a Nina Carai che nos ha ascoltato. Poi vabbè, dimo che Carcatera Nova adesso hanno annonsata, ma o canno non binnata, cosa non pare che non binnata, coro che cantano e così via, perlomeno non binnanato. A menso vedere di abbonare tutto da Bizzi TV. Addio e a menso vedere.